Sindaco, parliamo delle opere fognarie della città di Agrigento, c'è il finanziamento da parte del CIPE, poi c'è stata anche una conferenza di servizi, però i lavori non partono e in vista dell'estate il problema potrebbe essere davvero grave, quindi lei oggi si mobilita ed è pronto a fare delle iniziative importanti perché la situazione si sblocchi. Assolutamente sì, la mia città non può più aspettare pastoie burocratiche, procedure amministrative assolutamente lunghe e farraginose. Noi abbiamo finalmente conquistato, e ormai questo dal 30 aprile del 2012, 23 milioni di euro dal CIPE per tutto il sistema di depurazione della nostra città. Gli anni precedenti io ho lavorato perché finalmente questa vicenda si sbloccasse, siamo riusciti a recuperare i finanziamenti, sono state fatte le conferenze di servizio preliminari perché venissero approvati i progetti e iniziassero i lavori. La mia città non può aspettare che si completi tutto l'iter di tutti i progetti con tutte le procedure connesse a questo perché inizino i lavori. Quantomeno i lavori che sono relativi alla realizzazione della condotta da Villaggio Peruzzo a Sant'Anna, che rappresenta quel lavoro, quell'opera, quell'intervento che sarebbe risolutivo per tutto il sistema della fascia costiera della nostra città. Io oggi ho fatto una lettera, una diffida al gestore privato e al lato idrico perché inizino i lavori. Farò ricorso ai miei poteri di... Se non dovessero arrivare riscontri positivi nell'immediato, il sindaco cosa farà? Farò ricorso ai poteri che la legge mi conferisce in qualità di sanità, massima autorità sanitaria pubblica nella mia città, facendo un'ordinanza contingibile ed urgente, perché il gestore privato intervenga per la propria quota parte che gli tocca e gli spetta nell'ambito del servizio di cui si occupa, a fare questa opera, questo intervento che rappresenta un intervento risolutivo di una vicenda, quella della fascia costiera e del sistema di depurazione dei reflui della fascia costiera, che dicevo rappresenta la soluzione definitiva a un problema che purtroppo solamente dagli ultimi anni, da quando il servizio è stato in mano al gestore privato, è venuta fuori.